benevolenza che non accenna a fermarsi, mentre incoraggia i pastori e i fedeli tutti ad essere forti e saldi nella speranza. Ancora una volta rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda una vasta mobilitazione di coscienze in favore dei cristiani perseguitati. Essi hanno il diritto di ritrovare nei propri paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la nostra fede. E adesso, per tutti i cristiani perseguitati perché cristiani, invito a pregare il Padre nostro. Padre nostro, del Policlinico San Matteo di Pavia e quelli dell'Associazione Nazionale Displasia Ectodermica, la visita alle tombe degli Apostoli favorisca in tutti il senso di appartenenza alle famiglie ecclesiali. Rivolgo un pensiero ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la memoria di San Martino, vescovo di Tours. La sua grande carità sia di esempio a voi, cari giovani, per vivere la vita come una donazione. Il suo abbandono in Cristo Salvatore sostenga voi, cari ammalati, nei momenti bui della sofferenza. Il suo vigore spirituale ricordi a voi, cari sposi novelli, la centralità della fede nel cammino congiugale. Grazie.